Yeah. 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 Ah, cioè, sono in diretta, bah. Cari amici del vostro caro, dolce, amaro, amato, odiato, umano e disumano amico, oggi non ho ancora pensato cosa fare, non ho ancora pensato dove andare, no, dove andare ho buttato là una città a caso, dell'Italia tutta, no, dell'Italia, una città dell'Italia. E che fare in questo sabato così di ponte, ma è un ponte di quelli che stanno subendo anche nubifragi, attacchi dall'acqua, vacillano, i ponti vacillano, ha lavorato male il vostro dentista, ma che si può fare? Io mi ricordo di una frase che poi diventò, che so, anche una specie di situazione strana, anomala, diciamo così, una situazione che non è nemmeno una situazione. A un certo punto io mi incazzavo col cazzo. Sì, è incredibile, è stupido, no? No, uno si incazza col cazzo perché se il cazzo non risponde ai requisiti, insomma, alle prestazioni richieste, allora sì, questo diceva: sono incazzato col cazzo. Così parlava, ero io, sì. Allora io telefono alla gente e dico di essere incazzato col cazzo, dice: ma cosa c'è? Ma non importa, poi di solito la gente si incazza anche lei quando dico così, e non so perché. Vabbè, proviamo ora. Oggi siamo al nord, facciamo così, giorno a nord, giorno a sud, avanti e indietro, avanti e tre, che bel divertimento, qualche volta si andrà anche al centro, no? Sì, certo. Ora siamo a nord, un nord, ma che più nord quasi non si può. Un bel nord, insomma, nord-est, ovest, est. Pronto? Sono incazzato col cazzo, e ora basta, sono incazzato nero col cazzo, chiaro? Benissimo, sono contenta. Sì, è contenta che sei incazzato col cazzo? Molto, Perché? salve. Ma io non sono contento già, se sono incazzato non sono contento. Pazienza. Ma come pazienza? Non posso avere pazienza. Io lo so che ero benissimo! Ridono. Come lei è contenta che io sia incazzato? Si divertono. Benissimo! Che bel divertimento dato a questa famiglia. Allora porta giù le scarpe. E ti merito. Uno dei suoi compagni, di quelli di certo. Vediamo se torna. Ragazze, se sono ancora a scuola come fa? Sono incazzato col cazzo! Capito? No, stanno ancora ridendo e non mi stanno cacando. Guarda giù le scarpe. No, queste scarpe! No, guarda giù le scarpe! Vanno bene? E non ce l'ho preso queste scarpe. Va bene per domani, forse deve mettere buona. Senti che casino, le scarpe. Giuro. Sentiamo delle voci televisive. Questi ancora ridono. Anche la tosse. Torna al telefono, su. Vieni. Sono incazzato col cazzo. Non mi sentono. Ora anche. Mi ha fatto ridere, dice. Ma scusa, perché non torni al telefono che ti faccio ridere ancora? C'era troppo la lieta la vita, mamma! No, cioè, se sono stronzi, ripeto, che dicono cose scusate, vabbè. Da quando dicono così... Hanno riattaccato male, secondo me. Può darsi che non si siano accorti di aver riattaccato male, che pensino di aver riattaccato. Ah, ecco. Sono incazzato nero! Niente, mi sembrava avessero toccato qualcosa, ma... Senti qua che un miscuglio. Ora basta, mi sono incazzato davvero, basta. Andiamo via. Abbiamo sentito che abbiamo portato l'allegria in una famiglia, vediamo in un'altra adesso. Che cosa succede? Ma guarda un po', Ma almeno la signora si è divertita, mi sembra giusto. Magari ora, per tutto il giorno e forse anche per domani, la signora ripeterà a parenti, amici, che uno ha telefonato dicendo di essere incazzato col cazzo. Va bene, d'accordo.
Ok. Andiamo qui. Proviamo a buttare là questo mio sfogo. Uno sfogo. Sì. No, Ah no, Va bene? Risponde la segretaria. No. Perché ci mettono tanto le segreterie a dire che sono segreterie? Anche questo è un mistero, no? Si vanno a stare lì a aspettare poi. Dunque, sì. Ecco, vai. Ho fatto sì. Ci hanno incazzato quel cazzo. Può capitare, no? C'è chi la prende in un modo, chi la prende in un altro. Io mi ricordo anche di persone che si incazzavano a loro volta e non si sa perché, ma si incazzavano, pensavano che mi rivolgessi a loro. Però, a quanto pare, niente, non c'è più nessuno in questa città, c'è solamente quella signora, ma no, ma dai, sarà pieno e gente, insomma, sarà piena gente in casa, spero, penso, immagino, è una città palpitante, avrà... insomma, è gratuita. Il numero introdotto non è corretto. Se vuoi ti introduco il cazzo, così forse sarà più corretto. Che ti devo dire? Ma vai. Andiamo, forza. Il numero introdotto. Ma perché introdotto? Abbi pazienza. Il numero formato, ma introdotto. Dove l'ho introdotto? Abbi pazienza, io devo sapere. Io introdurre le cose e non me ne rendo conto. No, va mica bene, io voglio sapere cosa introduco, dove lo introduco, quando lo introduco, quanto lo introduco e quanto me lo introducono invece. È inesistente. Sì, ho capito, è inesistente, sì, va bene, sì, non importa. Sì, è la mia sorte. Sì, la mia sorte è quella di stare alla sorte, cioè c'è, non c'è, esiste, non esiste. Cazzo. L'utente non è abilitato. Cioè tutti i possibili vari casi, insomma, andiamo avanti. Ora mi incazzo davvero, ma non col cazzo. Già, dunque, sì, bene, sì. Il numero da lei selezionato è inesistente. Cosa sta succedendo? Io faccio il prefisso esatto. Io faccio tutto ciò che devo fare perché il primo andava bene e gli altri no. Ecco, avanti, proviamo ancora. Sì. Ecco, sì, ma è inesistente. Cambio città, allora, cambio città. No, dai, fammi stare qui. Ecco. Oh, via. Pronto? Sono incazzato nero, chiaro? Pronto? Ma con chi crede di parlare? No, con chi credo di parlare? Lei è la moglie di Luciano? No. C'è Luciano? Ma guardi che ha sbagliato il Ho numero. sbagliato un cazzo, sono incazzato col cazzo, chiaro? Ma guardi che non c'entriamo niente. No, come non c'entrate niente? Io c'entro sempre come tu, voi vi ci fate entrare. Poi io sono incazzato col cazzo, perché quando voi mi allargate le cosce, io non riesco poi a incapsulare. C'era qualcuno, ma non corrispondeva il nome. Richiamiamola comunque perché tanto è necessario trovare qualcuno che se lo trova. Sfruttiamolo almeno per un par di repolare. Sì, ma no, non facciamo nomi, è meglio. Vediamo se risponde però la naccherina, perché la naccherina potrebbe anche non rispondere e dire no, questo è pazzo, ma richiama e io non ci voglio più parlare, no? Oh, ma forse ha ragione. Risponde la Mettono in atto questi sistemi di come si può dire? Di difesa, no? Di difesa, no? Segreteria telefonica, che barriera insormontabile. Vabbè, andiamo avanti, va che è meglio. Sì, voglio parlare con persone vive, vere, vegete, insomma, vegete. Ecco.
Avvelenate da baccelli come nell'invasione degli ultracorpi. Ah, bello l'in degli ultracorpi. Sì, dai, ma il film quello originale, quello bianco e nero, Madonna, era baccelli, le persone venivano fuori da baccelli, erano diverse. Sì, però diverse, cioè avevano un altro carattere, erano tutte prese erano tutte vegetali, senti là, Sì. Oh, che c'è? Gliel'ho fatto, Che c'è? Che c'è da dire? Ah, ecco. Oh, dunque, sì, tutti vegetali, sì, tutti nati da baccelloni enormi. Hanno che rifatto il film, ma il migliore è proprio il primo. Sì, sono incazzato nero. Beh? Pronto? Sono incazzato nero, chiaro? Con chi parla, scusi, Io sto parlando, ha capito? Io sono una persona incazzata nera. Mi dispiace per lei, ma chi cerca? Io sono incazzato col cazzo. Chiaro? Non ne posso più. Ma sta cercando qualcuno, scusi? Certo che sto cercando qualcuno, tuo marito. Ma chi parla, scusi? Io sono incazzato col cazzo, lui lo sa che cosa vuol dire, io sono incazzato col cazzo. È una basta col cazzo che mi incazza, mi fa che incazzare. Mi può passare suo marito, per favore? Ma chi cerca lei? Quale persona cerca? La persona a cui ho telefonato per dire che sono incazzato col cazzo. Insomma... Mi dice il nome della persona che cerca? Forse ha sbagliato numero. Io non cerco la persona, cerco lui, suo marito. E lei me lo deve passare. Se me lo passa, bene, se no riattacco e non saprà mai niente di quella cosa che gli devo dire. Pronto? Eccolo finalmente sono incazzato, capito? Sono incazzato nero. Con chi? Col cazzo. Chiaro? Col cazzo! Problema suo, non mio. No, non è vero. Io sono incazzato col mio cazzo perché le donne, quando mi allargano le cosce, il cazzo prima è ritto e poi giù s'ammoccia! Quel pezzo di merda s'ammoccia! Quindi? E quindi, lei ha una moglie, no? Non lo so. È sua moglie che aveva risposto prima? No, è la mia segretaria. È la sua segretaria? Sì. Bene, allora me la posso trombare. Sì. Però questa volta lei mi deve fare un piacere. Ah, pure? Sì, lei mi deve tenere in mano il cazzo. Mentre lo sto infilando dentro alla sua segretaria, lei me lo deve masturbare fitto, tum! Così riesco a entrare dentro finalmente e non sarò più incazzato col cazzo. Mi dispiace per te. Perché? Perché sei arrabbiatissimo. Sono incazzatissimo, ma sono incazzato d'un nero, ma d'un nero d'un cazzo. Capisci? Non ti è mai successo a te? È un maniaco, un manione. No, rispondi a me, ti è mai successo a te? A me non è successo niente. Cioè, a te non ti succede che il cazzo si s'ammoccia? Ma neanche per sogno. Neanche per sogno che il cazzo non si s'ammoccia perché a me mi s'ammoccia. E io sono incazzato anche con te perché non ti s'ammoccia, capito? Sei un uomo che ha il cazzo duro. E io invece mi incazzo perché sono una cosa di mente. Appena vedo quella cosa pelosa mi fa schifo. E invece io vorrei penetrarla, capito? Senti. Dimmi. Allora facciamo così. C'è la tua segretaria lì pronta, no? Te mi fa un bel pompì. Pompì. Poi, capito? No. Poi levo, faccio la bocca. Va bene, comunque adesso ti lascio perché devo andare. Ciao. Pronto? Ciao. Pronto? Sì. Dai, su, ma ci hai creduto davvero che fossi un maniaco? Ma va, dai. Ma Allora non mi riconosci, ti ho fatto uno scherzetto, dai. chi è lei? Che ma, siamo vecchi compagni di scuola? Sì. Come no? Sì. Il suo nome? Beppe, Giuseppe. Giuseppe di? È il figlio del fornaio. Ah, beh. Ti ricordi? No. Ai, si invecchia male, Che ci vuoi fare? Che ci vuoi fare? Ti ricordi quella volta
eravamo alle elementari, passato molto tempo, che Dove? All'elementare dove? andammo nel bagno, no? Quale paese? Andammo nel Quale bagno. paese? È il nostro paese. Qual è? Io Come si poi chiama? mi sono trasferito. Il nostro paese è un paesino che fa schifo veramente. Sì, sì, voglio come si dire. chiama? E poi ha dato i Natali a gente come noi. Io almeno sono un po' scherzoso. Te Sì. magari hai qualche problema. E poi ho saputo che ti sei sposato una donna veramente cellulitica. Mamma mia, ragazzi, ma chi te l'ha fatto fare? Di quale paese stiamo parlando? E quando eravamo in bagno, ti ricordi? Di quale Che paese stiamo tu ti parlando? chinasti perché dovevi raccogliere la carta igienica che te era cascata e io te lo buttai nel culo. Ti ricordi? E tu Sì, dicesti, però- sai cosa mi dicesti te? Però, dicesti, però, così. E io dissi, già che ci siamo, no? Sì, che mi ricordo perfettamente. Ti ricordi? Eh. Vedi che alla fine tutto torna? che vuoi fare? È Torna così. tutto, È così, È così, vedi, quello non si può scordare, no? Fu una cosa bella traumatica, no? Perché così Ma a io non mi secco. ricordo qual era il paese, però. Il paese, mi dispiace che tu non te lo ricordi, fai uno sforzo mnemonico. Non me lo ricordo, Fai è uno passato sforzo di tanto memoria, tempo, vedrai come che ti faccio a viene in ricordare? mente. No, non voglio aiutarti perché se ti aiuto poi lo sforzo non serve più a niente, bisogna che tu rivivisca quelle cellule morte del cervello che hai e che naturalmente non ti permettono di ricordare un tubo, capito? Quindi tu fai un piccolo sforzo, mente fino a locale, quando vedrai mi che prima o parli poi così. ti viene il nome del paese, stai tranquillo. Fino a quando mi parli così non capisco niente. Non capisci niente? No, Ho detto perché parole devo troppo dire, difficili. perlomeno il paese di cui stiamo Qual è? parlando. La parola mnemonico ti resta difficile? Oh, scusami, volevo dire... Ti hanno incacciato quel caccio! Questo lo capisci meglio, Senti, ma non è la tua segretaria, naturalmente è tua moglie, no? Certo. No, è la mia segretaria. La tua segretaria di che cosa? Che cosa fai tu per avere una segretaria? Allora non sai manco che faccio io, allora mi dice tutte Ma io queste non robe ti vedo più dai tempi delle elementari, che ne so! Sì, sono rimasto ancora all'elementare. Sì, di cervello sì, ma io pensavo appunto, siccome mi hanno parlato molto di te, ho detto della moglie che ti sei trovato, mamma mia, poverino, mi dispiace un po' perché è brutta come il peccato, mi hanno detto, io non lo so, mi è stato detto, ha molta cellulite addosso, è puzzolente, cioè quando passa per la strada si scansa tutti, insomma purtroppo è capitato a te, ma come hai fatto? Ma te non eri così, te non eri così. Che vuoi farci? Può capitare benissimo, sai, con l'età, come dice, le cellule si ammosciano. No, a me no, io dicevo mi s'ammosciava, ma non era vero, lo dicevo così per scherzare, perché noi all'elementare, se tu ti ricordi, scherzavamo sempre sull'uccello, siamo sempre questi discorsi, io ce l'ho più duro, Quello del padolo. sì, quello che vola sempre all'altezza del tuo culo. Del tuo. Quindi, sì. No, ma l'ho detto io padolo, Sì, ma è tuo culo, ho detto io invece, capito? Purtroppo mi dispiace, a te è andata male. E quindi, no, volevo dire che io pensavo o che tu fossi diventato un gay, perché quella volta godesti parecchio, no? Oppure che magari, insomma, ti fossi trovato una donna un pochino meglio. Oh mio Dio, guarda, ma poi la conoscono tutti, perché poi prima di stare con te la dava a tutti, no? La dava. E se la dava, la dava. E poi dopo che si è messa con te la ridava, sì. Poi ti ha sposato? L'ha ridata, io vorrei sapere chi se l'è presa, ma vabbè, insomma, è tutta una cosa, dai, picchia e mena, alla fine, insomma, io ho detto, ma poverino quest'uomo qui, ma come si è ridotto? È peccato, veramente. Bisogna solo lavorare. Solo lavorare per mantenere una moglie così brutta, così voglio dire anche, come dire, usata, cioè, ma scusa, ma abbi pazienza, ma fatti una nuova vita, mettiti da parte dei soldi da parte ce l'avrai, prendi e scappiamo insieme. Ho 2 ragazzotte veramente buone, che verrebbero con noi in qualche isola laggiù in fondo all'oceano. Che dici? È un'idea. Ci facciamo una nuova vita. È un'idea. Trombiamo dalla mattina alla sera, non facciamo un cazzo, tanto la vita lì non costa niente, stiamo bene, viviamo di pesca, viviamo di allevamento di cimici, che ne so, ci grattiamo un po' e così è veramente bello, sai. Io ho provato per un anno a fare questa vita. Mi chiamavano Gauguin. Chi era prima di te, quello che parlava prima di
che parlassi tu. Quello che diceva... Ah. Aspetta, se lo chiamo. Vieni qua, vieni, fagli un po' la macchetta. Sono incacciato col cazzo! Sono incacciato col cazzo! Vai. Hai sentito? Lui è simpaticissimo, veramente. È Mi siciliano. fa questa macchetta e la fa sempre la stessa. Sono incazzato col cazzo. Ma è siciliano questo. È siciliano, sì, insomma, diciamo del sud, va. Ora non so bene di dove, ma di dove sei? Sono incazzato col cazzo! Sì, vabbè, sei incazzato col cazzo. Sei siciliano? Sono incazzato dove cazzo mi pare? Come? Dicevi? No, non ho la possibilità di seguirti. Mi dispiace. Seguimi e diventeremo amici, insomma, diventeremo più amici, più come già siamo da tanti anni. Pronto? Sì, pronto. Che cosa stai facendo? Io niente. No, stai aggeggiandoli. Cosa aggeggi? Cosa tocchi? Tocco tutto. Ah, tocchi tutto, Sì. Ora, a questo punto? A questo punto? A questo punto? A questo punto che cosa? A questo punto che facciamo? Che ne so. Che Tu ne hai so? chiamato, no io. Perché poi tu parli del siciliano, cioè te che cosa sei? Presto poco. Ah, ecco, parliamoci. quindi io sono siciliano. Cioè, tu stai, no, non so se sei siciliano, ma te stai in cima al mondo dell'Italia, cioè, al nord, e poi ti permetti di essere pure terrone. Ma pensa un po'. No, guarda. Ma te ti permetti? Ma no, io vado avanti e indietro, cosa vuoi che faccia? Vado avanti e indietro, sopra e sotto. Dentro e fuori? No, dentro e fuori no. No? Solo avanti e indietro? Solo avanti. Che divertimento c'è andare avanti e indietro solamente dentro e fuori? No, non so. Scusa, Senti, un'altra cosa ti devo dire. Che è? Che ne so. No, stai facendo dei rumori, scusa, allora? Senti questo? Anch'io faccio dei rumori nel mio piccolo. Volevo dire, mi hai già insomma annoiato, ti dico la verità, non sei così spiritoso come potevi sembrare all'inizio, mi dispiace. Mi hai annoiato, non c'ho più voglia di parlare con te, sai? No, non sai di nulla, non sei nemmeno simpatico. No, pensavo meglio, sai? No, guarda, ti saluto, guarda, basta. Non c'è più sugo. Io provo a chiudere il tuo della telefonata, no io. No, chiudi tu. No, sì. Ma tu sei tu che paghi, no io che mi prendo. No, sei tu perché paghi, io mica soffesso, sai, la mia cara miss, mica soffesso, ma che avevi stesso. No, volevo dire che... Anche perché se io sono io quello che chiamo, quando mi arriva la bolletta, so il numero da cui hai chiamato, no? Ah sì? No, caro, questo è un numero riservato. Ah, bene. E quindi non potrai mai saperlo. Ok. E quindi che ti devo dire? Io ti voglio lasciare perché guarda, mi stai sulle palle, non sai di nulla, cioè non mi stai facendo divertire. E allora io che ci sto a fare con te? E che ne so? Cioè, non sei simpatico, non ti incazzi, quindi non servi a niente. Ma la smetti di spippolare il pi, Cosa credi di fare? È la radio qua, stampante. Sì, la radio. È la stampante che fa pizzere. Sì, la stampante, stampati la merda che ti esce dal culo, vai che viene fuori bello, un bel disegno. Senti, ti salutero. Salutami la segretaria. Addio. Ho dovuto lasciarlo io perché era di una noia mortale. Io speravo di trovare, cioè di estrarre da lui qualche piccolo barlume di intelligenza anche, si può dire, sì, intelligenza, ironia, niente, ci provava poverino, ma era completamente astemio questa non lo so perché l'ho detta. Sì, ho fatto un altro numero per lui cercava in qualche modo spippolava, faceva qualcosa, voleva chissà che cosa fare, forse registrare la telefonata, non lo so, ma insomma ce devo fare. No, che non risponde, guarda che non risponde nessuno, noi abbiamo pochissimo tempo e non posso andare altro che a fare un numerino così e poi lasciare la presa immediatamente perché altri reclama lo spazio, Infostratto. La maiala di tomate, l'ho detto proprio con il cuore, guarda, un cuore aperto, c'ho De Milan col cuore in mano.
Stupididutta, stupidità, stupididutta, stupidità. Beh, si va per la seconda parte. Devo dire che la prima parte avevo trovato uno, poi tra l'altro veramente antipatichina, insomma non mi ha dato modo sinceramente di esprimere quello che volevo esprimere, è stato praticamente inattaccabile. Proviamo così a ruota libera nella seconda parte a riscattare il grigiore non dovuto a me, perché io provocavo, ma della prima parte intendo, sì. Oi, si ricomincia? No, gira un po' la ruota lì, ecco, sì, che è meglio. Vediamo un pochino se si può. Ecco, via, vediamo un pochino. Za. Lola, com'è quella? Non lo so, vabbè, non si chiama Lola questa qui, non si chiama Lola, no. E poi tanto meglio non fare nomi perché i nomi forse non corrispondono, ma che lo so io. Ma dove sono andati a finire? Sono spariti tutti questi signori, Sì, no, anche questa non c'è, va bene, non importa. Io oggi prendo tutto, è una giornata strana, particolare, molto piovosa, sì, molto così antipatica se vogliamo, anche se io non do importanza a queste cose. Però, insomma, voglio dire, rispecchia nel comportamento. Pronto? Chi parla? Sì, signora Gronda? Sì. Ecco, ci metta qualche cosa sotto, no? Perché? Perché no, qui non si può più andare avanti, signore, Ma chi è? Gronda? Lei Gronda? Ma sì, ma chi è? Allora sì, scusi, ci metta una tinozza, qualche cosa. Ma dove? Sotto. Sotto che cosa? Sotto, se Gronda, signora. Ma dai, non faccia il... Ma come? Non faccio lo spiritoso, signora. Lei Gronda, sì. E allora, ci metta un tino, una tinozza... allora non faccia lo spiritoso, per piacere! Ma signora, ma lei Gronda! Sì, mi chiamo Gronda? Ecco, lei Gronda, e allora... Sì, ma guarda che fa cagare, Ah, Gronda anche di merda! La povera signora si chiama Gronda, sì. E quindi andiamo a richiamarla, sì, perché ha detto va a cagare. Ma come? Ma come si permetta? Guarda un po'. Ho beccato un nome vero che corrispondeva, visto? Incredibile. Era troppo. Chi parla? Prima di tutto si presenti. Senta, io mi presento, io sono il trombaio, va bene? Io vengo a fare l'accomodo, non si preoccupi, gliel'accomodo io. Sono l'idraulico, per capire meglio. Ecco, qui, signora. Agli Gronda, signora, agli Gronda. Bisogna andare a sgrondagliene. Sì. Lo richiama. Sì, ma è possibile che... Ma io non lo so. Ma signora, su. Venga fuori. Signora? La Gronda? Nulla? Vabbè. Lei Gronda, sì. E allora scusa, ma che lo so io? Dice di sì, e quindi... Ma perché io avevo un'idea, no? Gli mettevo una piccola grondaia, sono sotto, attento da una piccola grondaia, no? E poi un bel tubo che arrivi fino a terra lungo la gamba, così quando gli gronda, insomma, si scarica poi in basso, senza, giro il tubo e la grondaia sotto la passera. Ma la signora Gronda non gronda più, si deve essere accomodata da sola. E allora si va da qualcun altro. Sì, Gronda, lei Gronda. Ci metto una tinozza, che cosa? Dove? Sotto? Basta, non rievochiamo le cose. Le cose sono andate e chi l'ha sentita, sentite. Chi se l'è godute. Risponde la segreteria telefonica di Grondoni. No, andiamo avanti.
io ho preso la linea, io vorrei sentire, ecco, grazie, molto gentile, vero, come sono gentili da queste parti, una sega. Dunque, vabbè, sì, vai, così che ti godo, vai. Infostrada. No, non è possibile. No, cioè, mi stanno rovinando le palle, cioè c'ho le palle tutte. Si comincia magari con una persona che risponde e poi non ti risponde più nessuno in questa città, vero? E poi spesso vedi infostrada e questo e quell'altro, e se gli piasse, vabbè, un geometra, no, lasciamo stare il geometra, sì, dai, geometra, vediamo tanto se risponde qualcuno, no? No, nel senso che no, mi deve misurare un ettaro di fava e così via. Cioè, non c'è. Risponde la signora. Sono blindati in questa città. Mamma mia, che nord. Che nord, Ecco. No, sto guardando. No, sto guardando cognomi. Va bene, dai, andiamo da questo. Ma poi non risponde nessuno. E poi c'è la segreteria, oppure c'è quello che l'altro, è un po' strana. Vediamo se risponde almeno, Una volta ho trovato una linea libera. No, Ma sì, figurati, ma dove sono cazzo andati questi qua? Risponde la No, segreteria. non è possibile. Questo cognome c'è un altro, io proverò qui, ma ho poche speranze, perché purtroppo, vedete, cioè, quando c'hai il cognome giusto, gran cazzo. C'è il cognome gran cazzo, scusa, ma te lo lasci sfuggire così per la segreteria telefonica? C'è un altro, vediamo un po'. Oh? Gran cazzo? Oh? Pronto? Sì, pronto? Gran cazzo? No, lei ha sbagliato il numero. Come ho sbagliato il numero? 25? Sì, certo, è quello che ho fatto io, signora. Ma il dottore c'è? Lui non abita più qui. Ah, ma è un'altra, cioè è cambiato, il numero è lo stesso, ma è cambiato inquilino? Sì. Ah, ho capito, lei non è nemmeno italiana, mi sembra, vero? Sì, giusto. Giusto, com'è, tedesca? Per che cosa? No, perché io cercavo il dottore, no? Gran cazzo. E non c'è più lì, Mi dispiace, non posso aiutarla. Non può aiutarmi? No. Senta, casomai potrebbe aiutarmi se lei fosse una gran figa. Come? Se lei fosse una gran figa potrebbe aiutarmi. Ma signora, a trovare che cosa gran lei cazzo. vuole? Se una gran figa trova gran cazzo e poi così ci posso parlare, no? Sì, ma se quel signore che lei cerca non è qui, non abita qui... Non è qui. Senta, ma lei è qui però. Lei è qui, giusto? Sì, giusto, ma io devo lasciarla e salutarla. Arrivederci. Senta, signora Granfica. Signora Granfica? È sempre lì? Mamma mia, ragazzi. La signora Granfica non mi voleva aiutare a trovare il signor Grancazzo. Che ci vuoi fare? È qui. Sì. È qui. Dove vuoi che sia? È sul tedesco, sai, sicuramente. Se l'ha capito. Io l'avevo capito, poi so. È qui. Capisco un cazzo in tedesco, insomma. Andiamo da qualcun altro. La signora Granfica. Ma ti rendi conto, poi Granfica avrei voluto vedere. Oh mamma mia! Sì. Sì? Arogna? Pronto? Arogna? Prego? Non capiscono mai alla prima. Voi siete una famiglia che non capisce mai alla prima. Io dico una cosa, dico il vostro cognome. Pronto? Poi vedi come sono. La rogna. Ho un po' che gli cambia un po' cognomi, la rogna. Sì. Sì, però suona così, ecco. Sì? Carogna? Pronto? È la famiglia Carogna?
Cazzo sei? Come chi cazzo? Oh, andiamoci piano, Prima ho detto la rogna, poi mi è venuto il cognome giusto, Carogna, sì. Come chi cazzo? Ma che linguaggio è questo? Che linguaggio è questo? Parlarmi col cazzo in faccia? A me? A me? Oh, pensa un po', lo richiama... Carogna. No, non si chiama Carogna, ma suona molto similmente, ecco. Sì. Pronto? Signora Zampogna. Sì. Signora Zampogna. Pronto? Sono Cornamusa. Sono il signor Cornamusa. La Zampogna. Signor Zampogna. Sì, ho bevuto un po' di grappa, sì. Che non si può... ancora Sì, certo, la grappa è buona. E mi piace il vin e la grappin. Ecco, signora Zampogna. Signora Zampogna. Ma risponda, no? Che mi sono fatto una bottiglia di grappa stamattina. È stata una cosa meravigliosa. La Zampogna. La Zampogna. Venga qui che io me la suono! Si andava via! La Zampogna! Carogna, la rogna, Zampogna! Vabbè. Sì. No, guarda, c'è un altro con lo stesso cognome che si può utilizzare. Dai, siamo da quest'altra famiglia, vediamo come risponde quest'altra famiglia. Questo era l'ubriaco, aveva indovinato, hai visto? Aveva indovinato. Che bravo, Dunque, andiamo avanti e andiamo da quest'altra Zampogna qui, Sempre che risponda, no? Perché sai. Allora, Cornamusa. Sì, rifacciamo il numero? Rifacciamolo con la ripetizione, proviamoci. Ecco, vai. Ha visto? Andiamo dalla Zampogna seconda, numero 2. Zampogna, la versione diciamo così paesana della Cornamusa. La musa Zampogna è proprio una da pecorare, e poi la ciaramella, anche la ciaramella, sì, la ciaramella. Sì. Oh, io volevo vedere se... No, scusa, qui non c'è nessuno tanto. Se andando avanti trovo... L'ho trovato, questo è un cognome vero. Ah sì. Era quello che pensavo e speravo di trovare. Va bene, vediamo se risponde. Pronto? Però. Sì, pronto, Rasponi? Sì. Ecco, benissimo. Senta, io avrei bisogno urgentemente di uno dei vostri prodotti. Quando posso passare? Ma chi parla? Sono un cliente. Ma sì, no, forse penso che abbia... No, sì. Non ci siete che voi. No, volevo dire, senta, è lei la signora oppure è la figlia? È la figlia lei? Sì, ma di chi vuole? mi spieghi oppure bene chi suo vuole? padre, se c'è suo padre, perché no, più che altro mi interessa una donna, è meglio se è la figlia, certamente. Cioè, io ho bisogno di rasponi. Ho capito. Appunto, se ha capito, io ho bisogno di rasponi, quindi se ho bisogno di rasponi provvediamo, no? Ma mi può spiegare gentilmente di che cosa ha bisogno? Che le dico se ha fatto il numero corretto? Ma gliel'ho detto adesso, no? gliel'ho detto Cosa adesso, vuol dire io ho miei bisogno prodotti? Mi di spiega? rasponi, lei, come dire, è rasponi, no? Lei ha chiamato, Sì, è Rasponi. Allora, se lei è Rasponi, facciamo mente locale, e io ho bisogno di rasponi, giusto? Chi me li può fare se non lei? Ma mi può fare cosa? Rasponi! Mi spiega di che cosa vuole? Non sa cosa sono i rasponi? Oltre che è il vostro cognome, giusto?
Giusto? Senta, Non sa io chi non siete so voi. se è uno scherzo. No, guardi, io ne ho bisogno, ho bisogno di rasponi, non posso continuare a farmeli da solo. Vabbè, la saluto, buongiorno. Ma come? Ma non si dice così da quelle parti, evidentemente, non si dice così. Rasponi, ragazzi. Lei era quella giusta, secondo me era quella giusta per fare un bel po' di rasponi quella lì. Ah, mio Dio, peccato la lontananza, l'ho ricamata perché ci ho ripensato. Ma come? Buttar via dei rasponi così, dei sani rasponi così? No. Pronto? Senta, non posso buttare via dei sani rasponi in questo modo, non li posso buttare via. Ma senta, ma l'ha finita? No, non l'ho finita perché io ho bisogno di questi sani e bei forti rasponi, capisce? Ecco, perché... sì, vado da qualche telefoni a qualcun altro, buongiorno. Perché lei non sa cosa sono i rasponi? Buongiorno. Glielo posso spiegare? Mi sembra che una volta me l'abbiano spiegato e mi sembra che non è niente che noi diamo, diciamo. No, lei ha le mani, no? La ringrazio, lei ha buongiorno. 2 mani. Insomma, anche il rifrullino, nulla, È andata male, ragazzi, è andata male. Me ne andiamo via dai rasponi. Vediamo se si trova anche rasponi però, come dire, è proprio... Sì. Vediamo se c'è qualche altra cosa che mi colpisce, altrimenti si va così... sì. Oh, no. Sì, c'è anche questo. Via, facciamo anche questo, via. Una volta me l'hanno spiegato, avevo spiegatelo. Si fanno e basta per spiegare i rasponi, via, dai. E poi lei era lattissima, signora Madonna, ragazzi. Quelle che poi magari cercano anche di essere colpite dallo schizzo. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Senta, qui il commissariato di pubblica sicurezza. Cosa è successo? Il signor Giuseppe ha commesso un reato. Chi ha commesso un reato? Il signor Giuseppe. Beh, lo fa di cognome questo? Prego? È uno scherzo? No, un reato, lei sa cos'è un reato? Lei sa cos'è un reato? Sì. Benissimo. Voi come fate di cognome? Reato? Reato? Sì. Mi passi il signor Giuseppe? Sì, non È una parola, no? Pronto? Pronto Giuseppe? Sì, chi parla? Qui è il commissariato di pubblica sicurezza. Lei ha commesso un reato. No. Sì. No. Sì. Cioè? Sì. No. Sì. E chi è? Le dico di sì, lei ha commesso un reato e dovrà risponderne. Quale? Come quale? Non lo sa? No. Lei commette un reato e non lo sa... Chi parla? Come chi parla? Scusi, lei come si chiama? Reato. È in galera. Lei è un reato. Sì. È un reato vivente. Lei è un reato da capo a piedi, capisce? In galera. Ha capito? Ma no. Ma lo sa che chiamarsi reato è reato? Vabbè, dai, c'ho la figlia che aspetta. Ma come? C'ho la figlia che mi aspetta fuori, dai. C'ha la figlia che mi aspetta? Che aspetta la figlia? Tu non puoi andare fuori, c'hai gli arresti domiciliari. Anche? Sì, perché chiamarsi reato è reato. Sei solo tu che ti chiami reato, quindi è un reato di nome. No, sono parecchi reati. No, sei parecchi reati. I reati li fanno gli altri, quelli che non si chiamano reato, ma chi si chiama reato già nasce reo. Lei è reo di nascita. Va bene, prendo così allora. Mandi. Sì, mandi. Le manette, mandi. Quello è un comico, mandi. Arrivederci. Mio Dio, Ma chiamarsi reato, ragazzi, chiamarsi reato. Anche Rasponi non è male, magari in Toscana ancora peggio sarebbe, ma per dire, io non so ora se negli altri posti, vero? Beh, insomma, basta con i reati e con i rasponi. Chiamarsi reato, ragazzi. Dovrebbe essere un reato chiamarsi reato. Sì, perché abbi pazienza, scusa, Ma ti sembra un cognome legale? Non mi sembra un cognome legale. Un giorno gli faremo. Ci sono diversi reati, ha detto. Ne faremo l'ufficio anagrafe. Vabbè, credo che sia l'ultima telefonata questa, Sì. Pronto, buongiorno, sono Giuseppe Reato Rasponi. Prego? Sono Giuseppe Reato Rasponi.
Con chi vuole parlare? Con lei, signora. Vorrei concludere quella cosa che era rimasta aperta. Ma penso che abbia sbagliato numero. No, gliela volevo chiudere io, tappare. Volevo chiudere, insomma, il discorso. Sì. Quando posso venire? No, qui da me mai. Perché, signora? Perché non la conosco. Ma sì, pecchiamo insieme, pecchiamo insieme. Ma dai. Io pecco, tu pecchi, egli Gregory Peck. Se non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma me ne porto. Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui in sollazzo, non mi rompete.